I primi codici di Catullo risalgono al XIV secolo, 1350 circa, e sono frutto di ricostruzioni che ci suggeriscono di non assumere un approccio conservativo nei confronti del testo tradito. Difatti, se Haussmann definiva il testo di Properzio un giardino pieno di erbacce, ossia un giardino all'interno del quale aveva messo mano più di un copista, nell'atto appunto di tramandare quanto da Properzio era stato scritto, tanto più questo sarà valido per quanto riguarda Catullo. Catullo è il grande assente dal canone, insieme a Tibullo, Properzio e tutti gli elegiaci in epoca medievale, perché è considerato un autore poco edificante dal punto di vista etico, dal punto di vista didascalico. Tuttavia abbiamo notizia della presenza di un codice catulliano a Verona nel X secolo. Di questo ci dà testimonianza il vescovo Raterio. Attualmente la tradizione del testo catulliano è basata su 3 codici, l'Oxoniense, il Parigino e il Vaticano, rispettivamente indicati con le sigle O per quanto riguarda l'Oxoniense, G per quanto riguarda il Parigino, R per quanto riguarda il Vaticano, e provengono tutti da X, la stessa famiglia. 3 codici derivanti dal veronense. Si tratta di 3 codici risalenti appunto, come dicevamo poc'anzi, alla seconda metà, pressappoco, del XIV secolo, piuttosto tardi, ecco. Fatte queste doverose premesse al fine di presentare un po' quella che è la tradizione del testo catulliano, diamo lettura del primo componimento del Liber, cui dono lepidum novum libellum, scritto in endecasillabo falecio, una pentapodia formata da base eolica libera, un dattilo e 3 trochei, e facciamo alcune precisazioni appunto sulla struttura metrica. La base eolica dell'endecasillabo falecio può essere costituita da uno spondeo, da un giambo o da un trocheo. Talvolta, nella seconda sede, le 2 brevi del dattilo possono fondersi in una sola lunga, e quindi in seconda sede possiamo trovare anche uno spondeo. Durante la lettura mi avvarrò della pronuncia restituta per rendere maggiore giustizia alla poesia di Catullo. Cui dono lepidum novum libellum, aridamo pumic expolitum, corne litibinamque tu solebas, mea sessa liquid putare nugas. Iam tum cum successunus Italorum, omne tribus explicare cartis, doctis Jupiter laboriosis. Qua rabbe tibi quid hoc libelli, quale cunque quod o patrona Virgo, plunus uno maneat perenne seclo. A chi dono questo nuovo divertente libello, da poco levigato con dell'arida pietra pomice? A te, Cornelio. Infatti tu eri solito stimare che valessero qualcosa queste mie poesiole. Già allora, quando osasti solo tra gli Itali, spiegare, raccontare tutta la storia in 3 volumi dotti e laboriosi per Giove. Perciò accetta questo libro comunque esso sia, e questo, il libro, O Vergine Protettrice, resta in vita per più d'1 secolo. A verso 1 troviamo 2 vocaboli che ci danno una importante informazione dal punto di vista dell'appartenenza poetica di Catullo. Libellum e lepidum infatti rimandano al campo della poesia leggera. È come se Catullo facesse una professione di appartenenza callimachea attraverso questi due vocaboli.
Verso 2 troviamo un riferimento all'expolizio, che altro non è che il labor lime, ossia il raffinamento del contenuto poetico. A verso 3 è il dedicatario dell'opera, Cornelio Nepote, il quale, come Catullo stesso ci dice, unico tra gli Itali, aveva provato, si era dilettato a compendiare tutta la storia d'Italia in 3 volumi dotti e laboriosi. Verso 7 questo aggettivo laboriosis è un'epifrasi, c'è anche uno sfruttamento della capacità iconica della lingua, poiché la lunghezza di laboriosis sembra in qualche modo alludere alla prolissità dell'opera di Cornelio Nepote. Il Carme si conclude con un augurio che il poeta fa a se stesso, ossia che il Liber, con l'ausilio della Vergine Protettrice, possa rimanere in vita per più di un secolo e, stando a quello che è stato il successo della poesia catulliana, che il successo che continua a riscontrare anche ai giorni nostri, oserei dire che Catullo sia stato esaudito.